No, no, per completare il discorso, perché tanto da noi continuano anche fuori onda, un attimo solo dal microfono così aggiunge questo particolare, così aiuta la comprensione anche a chi ci ascolta, dai. Allora, gli 80 euro sono stati dati ai lavoratori dipendenti, uomini e donne, a chi versa il fisco, chi paga le tasse, ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno un reddito inferiore a 8.000 euro, perché è la no tax area su cui non si paga nessuna tassa. A questi lavoratori e lavoratrici non sono stati dati gli 80 euro. La domanda, il sospetto, come dire, il dubbio che ai pensionati questi 80 euro sarebbero benedetti, fra virgolette. Però l'altra domanda che mi sono posta è: ma i pensionati che stanno al di sotto degli 8.000 euro, se il meccanismo è uguale di applicazione come per i lavoratori dipendenti, verranno dati? E se verranno dati, d'accordo, e il peso economico, 2-3 miliardi sono tanti. Però c'è l'altro aspetto che al momento non viene dato, non è discusso. Quindi se a questi pensionati al di sotto degli 8.000 euro non pagano le tasse, verranno dati o non verranno dati? No. Questo è un bel quesito che vorremmo, ci piacerebbe tanto avere delle risposte, perché poi lì sta la decisione del governo del cosa fare, della promessa fatta, perché dovrebbe essere in linea generale uguale lo stesso trattamento come per i lavoratori dipendenti. Non c'è niente di uguale. Esatto, non c'è niente di uguale. Ok, però è una domanda, insomma, come dire, legittima che ci facciamo, e quindi vedremo un attimo quali decisioni prenderanno. È intervenuto anche su un'altra fascia importante che fino a 2 anni fa praticamente non era oggetto di attenzione. Sulla non autosufficienza è stato inserito un finanziamento di 450 milioni e questo chiaramente va a incidere su tutte le necessità che ci sono, poi viene ripartito tra le regioni. Oltre a questo altri 350, se non mi sbaglio, forse l'assessore si ricorda meglio, per il Fondo Sociale Nazionale. Quindi alla fine sono altri 750 milioni che sono stati recuperati per l'area sociosanitaria non autosufficienza, l'area anziana. E quindi anche questo mettiamolo negli impegni che sono stati mantenuti da parte del governo, perché l'area non autosufficienza è sicuramente l'area dell'invecchiamento, l'area della necessità, l'area della fragilità, che ha bisogno di attenzione. Quindi complessivamente siamo passati negli ultimi 2 anni da 1,3 miliardi a quasi 3 miliardi di sostegno per la fascia non autosufficienza sociale allargata da parte di questo governo, SLA, tutta una serie di provvedimenti. Quindi ecco, c'è stata, oltre l'attenzione alle pensioni che ho detto prima, fondi strutturali, anche questa parte che prima non aveva questa attenzione, e chiaramente anche questo fa parte di quei finanziamenti che sono rilevanti. È chiaro che è bene se si trovano anche i finanziamenti per gli 80 euro. È allo studio, mi auguro che, come è stato detto dal sottosegretario, si riesca nel 2016, si riesca nel 2017. Probabilmente però per l'aspetto pensionistico potrebbe essere altrettanto significativo, a mio giudizio, introdurre degli strumenti efficaci di flessibilità in uscita, che potrebbe portare a una penalizzazione. C'è l'uno e c'è l'altro. Sì, la domanda però mi sembrava della signora rivolta alla fiscalità. Allora, proprio perché ci ascolta, deve essere chiaro che stiamo parlando di IRPEF negativa. Allora, gli 80 euro non è che sono stati erogati, sono stati trattenuti, quindi detassati. Per fare quello che dice la signora bisogna intervenire in un altro modo. Giustamente i pensionati avrebbero bisogno di questa somma, ma bisogna trovare le risorse dove andare a prendere. Perché non è una detassazione. No, perché vale lo stesso discorso per quelli. Allora, se uno non paga tasse, non recupera le spese sanitarie. È la stessa cosa, cioè allora dobbiamo fare un provvedimento di istituire l'IRPEF negativa, cioè che uno va sotto e ha diritto anche lui, perché uno che già è povero ha le spese sanitarie e non le può recuperare, perché non paga tasse. Ecco che sono provvedimenti che bisogna fare in un'altra sede. Noi c'è l'esenzione però.
c'è l'esenzione. Ecco, quindi con il prospetto che citava prima la signora, se continuiamo a agire in quella maniera lì diventa inefficiente la manovra per una determinata categoria. Ma come è stato gli 80 euro, chi superava la soglia poi danno. Quindi qualcuno, che non è compito nostro, deve intervenire su questo versante. No, però il compito vostro, e l'avete visto anche quando si è parlato la prima buttata della reversibilità, no? Perché si va sempre a step. Voi avete sollevato il problema, che sennò passava, con il provvedimento sulla povertà, passava anche questo. Sotto mentite spoglie. Esatto, sotto mentite spoglie. Il vostro compito è anche quello di dire attenzione, come ha detto giustamente la signora, c'è questo problema, vediamo di analizzarlo. Se invece voi che rappresentate le parti sociali, ma anche può essere in regione stessa, perché poi comunque hanno in tutela gli interessi dei cittadini, viene sollevato il problema, magari passa e poi sono problemi e poi veramente diventa il problema grande. Le conseguenze sia positiva anche la manifestazione che fanno a Roma, perché dobbiamo dirci la verità, c'è stato un periodo di silenzio, insomma, da parte delle sigle sindacali, non le abbiamo viste scendere in piazza molto negli ultimi 2 anni, insomma, o andava tutto bene oppure c'era qualcosa che non quadrava, insomma, perché io, siccome sono stata assieme anche alla collega nella legislatura appunto 2008-2013, c'era una manifestazione sindacale un giorno sì, un giorno no, per carità, può essere stato che quindi non andava bene niente. Qui c'è stato un po' di silenzio, insomma, quindi ben venga insomma... Cosa sta cambiando, Assessore? Cosa sta cambiando? Non so, probabilmente i sindacati forse avevano visto una cosa che adesso non c'è, non è reale forse. Guardi, Assessore, il tema è molto complesso e non vorrei fare battute su questa cosa. Non c'è alcun dubbio che quello che è successo nel corso di questi anni è frutto anche di errori sindacali, non solo di errori grossissimi, enormi che le forze politiche hanno fatto, tutte, certo, trasversalmente, perché sappiamo com'è andata sia nel 2011, chi ha votato quelle norme, le responsabilità che ci sono, il fatto che la paura che l'Italia andasse in default ha bloccato tutti quanti, comprese le organizzazioni sindacali, e col fatto che i governi che si sono succeduti, tutti, compreso questo, guardiamo quello che sta succedendo al ministro alla Guidi, che dovrebbe essere quella che ci aiuta a risolvere le crisi aziendali, come cavolo è messa, in che mani siamo. I governi che si sono succeduti in questi anni di crisi non hanno saputo fare altro che creare problemi sia ai lavoratori, per certi versi, che ai pensionati. Insisto su questo, perché è vero che ci hanno dato dei soldi, ma ci hanno tagliato i fondi nazionali e di un bel po', non di poco, ne hanno messi pochissimo, mentre hanno dirottato soldi molti sulle imprese senza vincolarli, perché le imprese hanno un sistema di detassazione altissimo, sono arrivati fino a 13 milioni, 3 per 8, 24, insomma di più, non so fare i conti, scusate, i miei conti sono sempre un po' così, comunque 8 milioni l'anno per assunzioni e senza il vincolo che queste rimanessero tali e senza che ci fossero investimenti sulla produzione di quell'impresa, ok? Quindi sono stati dirottati. Cosa è successo? Che noi ci siamo indeboliti, ovviamente, il fatto che poi la Fornero ha bloccato la previdenza e che i lavoratori si sono anche arrabbiati con noi perché non abbiamo scioperato come avremmo dovuto fare, non siamo scesi in piazza come avremmo dovuto fare e come sta succedendo in Francia. Infatti questo è appunto, insomma, e il fatto che però abbiamo rincorso le crisi aziendali perché abbiamo salvato tanti posti di lavoro, tanti posti di lavoro e senza molti aiuti dalle istituzioni, non solo del governo centrale, mi permetterei di dire, anche dei livelli decentrati istituzionali, comprese le regioni, compresa la nostra. Tanto per non essere... in che maniera... Allora, adesso con difficoltà stiamo Segretario, ma in che maniera avete contribuito a eliminare le problematiche aziendali? Non lo capisco, questo ultimo passaggio. Abbiamo salvato, abbiamo con contratti di solidarietà ridotto la diminuzione di posti di lavoro, facendo anche dei grandi scioperi per impedire la delocalizzazione. Però c'è dall'inizio della crisi del 2007 comunque, il contratto di solidarietà. Sì, ho capito, hai trovato degli strumenti
strumenti interni, riducendo il lavoro per le persone. Ma mi interessa sapere praticamente in che termini avete contribuito, era solo una domanda. La contrattazione aziendale forse lei non ha mai avuto modo di farla, nel momento in cui l'impresa ti dice sai che c'è il cementificio per esempio qua vicino, domani mattina ti saluto, vado via. Nazionale o di secondo livello o aziendale? Quale delle tre? Sia nazionale se sono contrattazioni di gruppo, che è di secondo livello se sono aziende a livello locale, sia a livello provinciale se si parla di crisi di settore per esempio dell'artigianato, cioè dipende dalle realtà. Adesso siamo in trattativa anche sulla sanità, ad esempio, con lo sciopero che si dovrebbe fare ad esempio il 15 di maggio all'ospedale sulla sanità a Padova per la situazione che si è creata, cioè in ogni settore si sta cercando di reagire a quel che sta succedendo. Una domanda. Lei dice quindi che il governo, comunque gli ultimi governi, hanno dirottato verso le imprese delle risorse a discapito invece di quello che è per esempio la sanità, il sostegno alla persona. No, non ho detto discapito, guardi, a me sarebbe bastato che quei soldi li avessero dato le imprese sane e serie, quelle che investono in Italia e sull'occupazione. Cioè, quindi lei sarebbe d'accordo con il vincolo di un'occupazione stabile e non che finiti 3 anni di contributi questi potessero mettere a casa perché non c'è più neanche la tutela del licenziamento chiunque, ok? Perché noi siamo di fronte oggi ad assunzioni a tempo indeterminato che è più precario di quello che era prima un tempo indeterminato, va bene? Per essere espliciti, visto che hanno distrutto tutte le regole di tutela del lavoro. Quindi cioè, le imprese hanno avuto, e anche le banche, una barca di quattrini, mentre il lavoro hanno avuto gli 80 euro perché non abbiamo più neanche il rinnovo del contratto. Ma quanto ci stanno rimettendo nel pubblico impiego, che sono 6 anni che lo Stato che dice guarda, ti sai che c'è Confindustria, guarda me, io non rinnovo il contratto del pubblico impiego. Quindi ti dico anche a te che il contratto non vale un piffero. Comunque, quanti soldi stanno rimettendoci quei lavoratori? Uno potrebbe anche dire che sono stati interventi al netto delle responsabilità o delle colpe della crisi, che hanno salvato l'Italia e che stanno facendo uscire da una crisi enorme l'Italia. Adesso che ritorniamo in una dialettica per cui c'è il sindacato che va in piazza e il governo che cerca di dare la risposta, è la dialettica normale. Ma hai detto anche tu prima che nel momento di crisi, di fronte alla Fornero, di fronte al baratro, di fronte alla Fornero, avete anche deciso di non scioperare perché c'era il baratro. Adesso, se siamo usciti, c'è una ripresa 0,7, 1,2, 1,3 nel 2016. Allora sediamoci. Io non ho saputo mica nel piatto, sono d'accordo. Sono stati interventi che hanno salvato l'Italia. Adesso riconosce che sono insufficienti in una logica normale. D'accordo, però lì eri nel baratro e sei stata salvata. Adesso riprendiamo una logica, una dialettica normale. Però bisogna che ci sia un'apertura di confronto e non una decisione di dare gli 80 euro così. Ma posso dire una cosa? Ma abbiamo la certezza che i dati che ci sono stati dati No, l'80 euro è stata una motivazione per non rinnovare il contratto. Io decido io chi li do, non rinnovo il contratto per tutti i lavoratori. Avevi bisogno di fiducia, di incrementare la spesa, di aumentare il PIL. Ma ricominciamo. Eri un PIL meno 5, meno 8, meno 2. Eravamo in Però la domanda che mi facevo io, leggere con lenti normali quello che succede, quello che è successo allora, bisogna leggere con però la domanda che uno si pone è che cosa allora è cambiato rispetto a qualche tempo fa, rispetto all'atteggiamento per i sindacati, rispetto all'atteggiamento verso il governo? È cambiato qualcosa? Sì, è cambiato qualcosa, dobbiamo dire. Allora, mi allaccio a quello che... Eravamo arrivati a un certo punto, la situazione stava precipitando, allora questo... tutti erano d'accordo, tutti lo concordavano. Ci hanno fatto credere che stava precipitando, perché se adesso diamo una lettura con i nuovi parametri, la storia poi lo dirà. In quel momento si era sull'orlo del baratro. Perfetto. In quel momento, e sono state fatte delle scelte. L'indice come si chiama? Lo spread era 560. Poi è venuto fuori che lo spread non è la finanza che legge. La finanza, poi è stato il momento del cambio del la domanda che aveva fatto, arriviamo al punto, la domanda che ha fatto era un'altra. Ecco, quindi noi eravamo a un punto dove si era detto questo e si era convinti di questo, però un certo capo del governo non eletto ma chiamato Monti, per salvare
è stato chiamato per salvare questa Italia, sono stati fatti dei provvedimenti. Il sindacato in quel momento lì, perché io ritengo che CGIL e CISL-UIL sia un sindacato responsabile, non ha fatto sciopero, perché qualcuno diceva rigore, equità e sviluppo, e ci abbiamo creduto, abbiamo dato la fiducia, e quindi ci stiamo prendendo le parole, quindi è avanti un governo, è avanti due. Adesso anche da parte del CISL non possiamo dire che non è stato fatto nulla, non possiamo dire che va peggio. Qualcosina, dopo ognuno dà la propria lettura, per carità, ma qualcosina si sta muovendo, d'accordo? Però di quello che era stato promesso non se ne parla più. L'equità dov'è? Noi stiamo, e quindi aspetta, prova, un governo che non ti riceve, che non ti riconosce, perché noi abbiamo avuto dei tavoli, ma non clandestini, ma quasi, ma ufficialmente il governo e il sindacato. Poi abbiamo visto come ci sta trattando. Però CGIL e CISL-UIL stanno ancora tenendo, è ancora un sindacato che tiene. Quindi la pazienza, ci abbiamo creduto, però adesso a un certo punto, signore, un momento... La pazienza è arrivata davanti ai risultati. Questo è quello che è cambiato. Allora noi abbiamo chiesto la mamma di tutti, la risoluzione di tutti i problemi che abbiamo detto noi, e abbiamo raccolto firme, abbiamo fatto cartoline, abbiamo fatto di tutto, una seria riforma fiscale. Non si riesce a farla. Allora l'equità comporta una seria riforma fiscale, e questo noi ci batteremo all'infinito su questo. E quindi, cari signori, di turno, al di là di che colore è il governo, è questo che chiediamo. Quindi il sindacato ritorna in piazza, perché non si sta mantenendo quello che si era promesso. È un segnale positivo. Ecco, io chiedo a lei, Assessore, perché poi è un'altra era quello dello sviluppo iniziale che stiamo affrontando. Va visto anche in un'ottica di cui le persone è bene informarle. Ci sarebbe anche un altro referendum, a parte questo qua prossimo, no? Che dovrebbe fare rivedere una riforma costituzionale, in cui le regioni verrebbero anche depauperate, non poco, dei loro poteri. Questo comunque rientra anche nelle vostre competenze, perché ovviamente l'aiuto che può dare la regione nell'ambito del sociale anziché del sanitario, perché poi la sanità verrebbe centralizzata e così di conseguenza, potrebbe danneggiare anche la posizione dei cittadini meno abbienti, quindi... Ma allora, noi siamo contrari a un sistema di accentramento come previsto dalla modifica del titolo quinto, punto e basta, perché riteniamo che però è prevista. Che è prevista, ci sarà il referendum, adesso mi sembra sono in aula in queste ore per fare l'ultimo passaggio, cioè noi siamo sesta lettura. Noi siamo contrari e quindi ci esprimeremo quando saranno chiamati gli italiani ad esprimersi, perché riteniamo che non ha funzionato il sistema centralizzato. Poi che ci sia anche nel sistema delle regioni, ci sono delle regioni che si comportano in un modo e in un altro modo, ci sono gli sprechi, certo, però non possiamo mettere tutti allo stesso livello, perché ci sono regioni che si comportano in un certo modo, che cercano di mettere in ordine i conti, di rispettare i parametri, ci sono gli enti locali dietro le regioni che fanno altrettanto e altri invece no. Quindi è chiaro che noi non condividiamo assolutamente, perché non sta nel nostro DNA, una deriva centralistica, perché riteniamo che invece ognuno deve avere le proprie autonomie per gestire nel proprio territorio le risorse e impiegarle. Poi, siccome poi i cittadini decidano chi governa, saranno eventualmente i cittadini che mandano a casa quella classe dirigente. Punto. Questa è la nostra posizione. Però per quanto riguarda l'aspetto sociale, allora l'aspetto sociale è una materia di competenza delle regioni. Esatto. Quindi per precisarlo bene, per spiegarlo. Oggi è una materia di competenza delle regioni e non si sta parlando di accentramento rispetto... No, si sta parlando, nel senso c'è stato un tentativo, perché c'è stata una commissione politiche sociali in cui si è cercato di accentrare, quindi riportare una riforma dei servizi sociali a livello centrale. Le regioni del nord, insomma, quindi Lombardia, Veneto, Piemonte, anche Liguria, insomma, hanno detto no, cioè noi non accettiamo questa cosa qui, e poi vedremo appunto il proseguo, perché cioè, il riportare a livello centrale le competenze anche in ambito sociale non può funzionare,
perché ogni realtà ha caratteristiche e numeri diversi, quindi noi non possiamo pensare di fare delle misure universalistiche che siano uguali per tutti, perché ogni realtà ha livelli e anche metodi, anche diciamo così, storia, ma anche procedure diverse. Il Veneto ha una forte integrazione, eccetera, rispetto tra l'aspetto sociale, l'aspetto territoriale, eccetera. Altre regioni non ce l'hanno, quindi non è che noi possiamo rinunciare a questo. Però, per cui su questo la nostra... Però, per esempio, per quanto riguarda il mondo del lavoro, la garanzia giovani, ogni regione ha legiferato in maniera diversa, non ha funzionato al punto tale che lo Stato ha dovuto fare l'Agenzia Nazionale per l'Occupazione. Ecco, no, cosa voglio dire? Ci sono comunque delle problematiche che vanno risolte a livello regionale, sì, ma in però modo io che ci sia però, un ambito sistemico da tenere conto. Allora, ma il problema è, una o due regioni non si comportano bene, dobbiamo essere trattati tutti allo stesso modo, non può funzionare così. Ma la discussione non dico questo, dico che bisogna che ci sia una cabina di regia o comunque un monitoraggio. Voi pensate che la sanità accentrata ci porterà ad avere una sanità migliore in Veneto? Secondo me no. Ma nessuno accende Ma infatti noi siamo contrari anche all'azienda zero che vuol fare Coletta. Ma non è questo il tema. Anche quello, quindi allora siate sulla sanità non c'è molta coerenza, sono d'accordo. Sul pezzo dell'azienda zero sono d'accordo. Leggiamo i provvedimenti che sono. No, li ho letti. Li ho letti. L'incontro fatto prima delle elezioni. Sentiamo prima i sindacali e dopo la concorrenti. Come la sanità, come la sanità. In questo momento ha Costituzione vigente, dove c'è la possibilità di intervenire sia da parte dello Stato sia da parte delle regioni. Uno fa una legge sullo stesso tema, ipotizziamo il turismo, e l'altro fa una legge sullo stesso tema, turismo, entro in concorrenza, ricorsi, non ricorsi. Siamo pieni di questa cosa, il sistema non sta funzionando. Allora la riforma costituzionale dice queste sono le materie esclusive dello Stato e queste sono le materie della regione. La regione poi, come poteva dal 2001 fino a oggi, prendersi alcune materie in autonomia regionale, la formazione, il sociale, la cultura, eccetera. Questo rimarrà anche nella revisione della Costituzione. Ma non la sanità, quindi, per esempio. La sanità, il modello organizzativo rimarrà a livello regionale. I grandi obiettivi invece saranno decisi a livello nazionale. Le nomine a livello regionale. No, verrà a livello regionale perché l'elenco nazionale servirà come riferimento perché poi la commissione regionale, scusate, la commissione regionale scelga, nominata da Zaia, nominata dal governatore, scelga all'interno di quella lista nazionale e quindi sarà sempre la regione che decide, non c'è una decisione nazionale del direttore generale. Quindi il problema è questo, che adesso misureranno che dal 2001 il numero degli esiti e delle quindi vuol dire che se ci sono delle situazioni, non so, pensiamo ai punti nascita in cui eccetera, noi non possiamo, se abbiamo delle caratteristiche particolari perché abbiamo un territorio frammentato, montano, ti danno gli standard. Scusa, hai detto per 10 anni che vuoi costi standard, di riferimenti standard. Se un ospedale nell'area materna infantile ti viene detto che è pericoloso, cosa vuol dire? Dopo tu dimostri, come stai dimostrando adesso, che sotto i 1000 parti riesci a organizzarlo bene con le linee guida che consentono a tutti di partorire bene, anche in ospedale di 500-600. Così funziona. Se funzionerà anche così, sociale, anche sociale, ancora di più il sociale diventerà regionalizzato. Quindi il sociale ma sul sociale non c'era è sul sanitario la partita principale. Ma anche qui l'importante è poi fare le cose nel sociale, perché se io voglio i LIVES li devo definire e non i livelli essenziali di assistenza sociale come ci sono i LEA in sanità. Se poi non li definisco mai a livello regionale, vabbè, allora tanto vale avere la dote a disposizione, cioè la competenza a disposizione se poi non la esercito. E così anche il referendum sull'autonomia che adesso Zaia vuole fare. È dal 2001 che poteva farlo su determinate materie. Ha aspettato 3 mesi prima del referendum costituzionale che gli dirà che in ogni caso la regione in autonomia può portare avanti la formazione, l'educazione, la cultura, il sociale, la tutela della salute, il turismo, eccetera. E quindi il referendum no, perché puoi già esercitarla l'autonomia, puoi farla domani, tanto che la contrattazione che hai chiesto, il governo ti ha detto sì, andiamo a vedere cosa vuoi, la formazione andiamo a contrattare e vediamo. È dal 2001 che puoi farla e la revisione costituzionale ti lascerà ancora una volta la possibilità di farlo. L'autonomia è questa.
che ha risorse e finanziamenti. Andremo a contrattare. Vedremo. Detto questo, è il segnale. Il referendum costituzionale. Una regione a statuto ordinario sono quelli appunto ordinari. Il referendum costituzionale elimina il Senato, poi definisce le materie di competenza esclusiva dello Stato e di competenza regionale e in più lascia alle regioni, un articolo voluto soprattutto dai parlamentari del Veneto, la possibilità di esercitare in autonomia. Ma siamo convinti che sia la riforma Sembra che ci siano migliore? Certo, siamo convinti che sia migliore in assoluto. Sul doppio giro delle leggi, dal punto di vista della spesa per la politica sicuramente sì, elimini il Senato, per cui hai un non si elimina il Senato, ha un ruolo consultivo. No, è un ruolo consultivo. Non hai più un centro di spesa che si moltiplica, perché avere un senatore vuol dire avere tutta una serie di spese a sé, nel senso che oltre alle spese del senatore, l'organizzazione del Senato, l'organizzazione dei segretari, ma i dipendenti, se funziona come le province, tiri via la conferenza Stato-Regioni e fai del Senato la conferenza Stato-Regioni. Allora, se funzionerà come è il nuovo Senato si chiama il Senato delle Autonomie. L'abolizione delle province. I cittadini sanno già come va a finire. Allora, vabbè, staremo a vedere, sarà un altro capitolo che affronteremo e vi informeremo, perché giustamente anche i cittadini dovranno essere informati. Andiamo subitissimo in pubblicità, poi affrontiamo anche l'altro capitolo che comunque è sempre di attualità, sul discorso dell'ulteriore taglio che potrebbe essere previsto per l'aiuto alle pensionate, detto così, tra poco.